Tragico bilancio di un incidente verificatosi stamane a Vicenza, coinvolti un utilitario e un furgone. Una donna di 58 anni ha perso la vita, ferite le due sorelle che viaggiavano con lei. Rapina in casa nel Rodigino, 3 banditi si sono introdotti nell'abitazione di un 28enne minacciandolo e intimandogli di consegnare il denaro che aveva in casa. Nell'ultimo capitolo dell'inchiesta Fanpage sui rifiuti, dialogo shock tra l'ex camorrista e un imprenditore veneto sul business e dei profughi. Il pestaggio di 2 stranieri in centro a Pieve di Soligo e caccia al responsabile, intanto uno dei 2 feriti dice aggredito per il colore della mia pelle. Arrestato un 60enne dell'Alta Padovana, da tempo picchiava e minacciava la moglie inviandole SMS e pedinandola. Esasperata la donna si è rivolta alla polizia. Addio al Centro Internazionale per la Ricerca sul Nucleare a Porto Marghera. Il polo spetta al Lazio e quanto ha deciso l'Enea, dubbi sulle bonifiche a Marghera. Inaugurato oggi da Luciano Benetton il restauro delle antiche carceri asburgiche di Piazza Duomo a Treviso, da luogo di sofferenza a galleria d'arte. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 che si apre con la cronaca e con la tragedia che si è consumata all'alba di questa mattina a Vicenza, uno scontro tra un'auto e un furgone è costato la vita ad una donna di 58 anni, ferite le sorelle che viaggiavano con lei in auto. Il destino si presenta all'alba. Sono le prime luci di una giornata crepuscolare sotto un cielo grigio, piovigginoso. 3 sorelle padovane viaggiano strette in una piccola utilitaria lungo le strade di Vicenza. In via Legione Gallieno, uno stop mancato, lo scontro con l'auto di una guardia giurata che sta tornando a casa dopo una notte di lavoro. Le 3 sorelle sbandano, proprio in quel momento gli piomba addosso un furgone Corriere Espresso che le tampona con violenza, uccidendo sul colpo la sorella che si trova sul sedile posteriore. Muore così Assunta De Falco, 59 anni, di Vigonza. Le altre 2 sorelle restano incastrate tra le lamiere, sono ferite, una in modo gravissimo. I vigili del fuoco piombano sul posto, intervengono velocemente liberandole. Viene chiusa la strada dell'Istituto Industriale Rossi all'incrocio con Corso Padova, mentre il traffico della mattina, deviato dalla polizia locale, impazzisce tra rallentamenti e code. I medici del 118 portano le 2 sorelle d'urgenza al San Bortolo, proprio dove, amara ironia della sorte, stavano recandosi prima dello scontro. Erano partite presto, con la sorella rimasta uccisa nell'incidente, per andare dalla 4ª sorella, anche lei per un destino sciagurato, morta poche ore prima all'ospedale di Vicenza. Volevano darle l'ultimo saluto senza immaginare che il destino si sarebbe presentato all'alba. Ci spostiamo in provincia di Rovigo con la cronaca, con una rapina in casa messa a segno ieri sera in un'abitazione di Castelnuovo Bariano. 3 individui con il volto travisato da passamontagna si sono introdotti nell'abitazione di un 28enne minacciandolo e intimandogli di consegnare il denaro che aveva in casa. Il giovane ha consegnato ai malviventi tutto quello che aveva. I 3 sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il bottino non è stato ancora quantificato, sulla vicenda indagano i carabinieri. Ultimo capitolo dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti che ancora una volta fa tappa in Veneto, nel veneziano e nel trevigiano per l'esattezza, con un dialogo shock tra l'infiltrato di Fanpage, un ex camorrista, e un imprenditore veneto. Dialogo shock sul business dell'accoglienza dei profughi. Io sui profughi in Italia sono l'unico che ha vinto tutto. Io ho preso a casa gli immobili tipo della Clea, sono miei quelli che c'è i profughi. L'ultimo capitolo dell'inchiesta Blood and Money sui rifiuti fa nuovamente tappa nel trevigiano. È nella Marca, infatti, che nel 2017 l'ex camorrista Nunzio Perrella, infiltrato di Fanpage, incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ad Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti
migranti. È proprio di questa esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 22 euro al giorno, lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli, tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo o 6 al giorno, non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale, cioè, loro mangiano riso, scotto con un sugo sopra, con del pollo, più aumenta la mia massa più guadagno, aumenti l'utile eliminando i servizi, tu li butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 però che qualcuno non ti venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio, e poi appunto ad arrivare per giugno a migliaia di persone, è un giro di cassa impressionante. A 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Parole che in qualche modo Giorgio Talon, nel 2015 sindaco di Eraclea, si aspettava. Non sono sorpreso. Tra giugno e settembre 2015 ad Eraclea si vissero molti momenti complicati, con le proteste dei residenti e le tensioni tra gli stessi profughi. Settimane difficili da dimenticare per l'ex sindaco Talon, che di quell'estate ricorda una cosa soprattutto. Le sofferenze che hanno dovuto subire per questi personaggi gli imprenditori e i cittadini di Eraclea, un disagio e una impreparazione ad affrontare un'accoglienza seria, cioè organizzata, per cui la località non meritava. Torniamo a parlare dell'aggressione subita da 2 cittadini stranieri in centro a Pieve di Soligo sabato notte. Caccia al responsabile. Sentite che cosa ci ha raccontato uno dei feriti, che parla di un'aggressione a fondo razzista. Ha forti dolori adesso. Dino Mollà è fermo sul suo letto con la bocca immobilizzata. Il dolore che sta patendo si legge nelle smorfie del suo viso. I pugni che ha ricevuto al volto gli hanno fratturato la mandibola e rotto alcuni denti. Dino e un suo amico sono stati vittima di un brutale pestaggio sabato notte in piazza a Pieve di Soligo. Stavano camminando per strada quando una persona in auto si è avvicinata suonandogli contro il clacson. A parlare per lui è il suo datore di lavoro. Questo è sceso, ha preso per il collo il suo amico, quasi soffocando, e ha dato una manata in faccia, una brutta manata, infatti ha tutti i segni in faccia. Lui, che pesa 50 kg, contro sto bestione, si è messo in mezzo come per cosa fai, tirati via, e gli ha tirato 2 ganci e ha sfratturato tutte le basselle e tutto quanto. Tra i 2 amici la sorte peggiore è capitata a Dino, padre di 3 figli, da 15 anni lavora come tecnico di un'azienda locale. È il titolare che lo ha accompagnato dai carabinieri per sporgere denuncia e che ora vuole costituirsi parte civile per i danni subiti alla sua azienda, privata del dipendente che resterà in malattia per un lungo periodo. Quanti giorni di prognosi? La prima prognosi è di 30 giorni, ma andrà avanti mesi. Io come azienda mi presenterò anche come danni civili, poi lui è un bravo tecnico, lavora da me da 15 anni e sa far tutto il lavoro. Non è facile anche per noi come azienda trovare uno che impari il lavoro in 2 giorni. Il 44enne pensa che l'aggressione sia dovuta al colore della sua pelle. È un pestaggio per motivi razziali? I 2 non avevano provocato l'aggressore. Ma è stato lei a provocare? No. Qualche indagine da parte dello stesso imprenditore, poi è saltato fuori un nome grazie ad una testimonianza. Le vittime hanno in seguito riconosciuto la foto del loro aggressore da un profilo Facebook. Tutto è stato riferito ai carabinieri. L'aggressore sembrerebbe essere un rugbista. Lo sportivo, però, contattato al telefono dalla nostra redazione, respinge ogni accusa. È dunque caccia al colpevole. Ora sarà compito degli investigatori capire chi è l'autore del brutale pestaggio. Nel frattempo Dino è dovuto ricorrere di nuovo alle cure dei sanitari. Un'ambulanza nel primo pomeriggio è venuta a casa a prenderlo per portarlo di nuovo in ospedale. Un 60enne dell'Alta Padovana è stato arrestato, da tempo picchiava e minacciava l'ex moglie.
Arrestato dalla polizia un 60enne italiano per maltrattamenti in famiglia e stalking, vittima la ex moglie. Secondo le indagini, la donna, dipendente di un'azienda dell'Alta Padovana, da anni subiva il comportamento violento e aggressivo del marito. Nello scorso gennaio la donna si era rivolta alla polizia raccontando la difficile convivenza. L'uomo la minacciava e picchiava di continuo anche davanti ai figli. Nel 2017 lei si separa, ma la situazione non cambia, anzi, fino a costringerla a recarsi più volte al pronto soccorso. L'indagato ha continuato a cercare la ex, offendendola via SMS e pedinandola lungo i suoi spostamenti. I poliziotti hanno documentato la pericolosità dell'uomo, tanto da convincere la procura a disporre il trasferimento in carcere, giudicato l'unico modo per fermare la violenza. Voltiamo pagina, ancora una volta Roma batte Venezia. Sarà infatti costruito nel Lazio il centro di ricerca sulla fusione nucleare che Comune e Regione volevano fosse realizzato a Marghera. Addio al sogno di un centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare a Porto Marghera. La commissione tecnica dell'Enea ha approvato la graduatoria tra i 9 siti candidati a ospitare la Divertor Tokamak Test Facility, macchina sperimentale da 500 milioni di euro che porterà oltre 2.000 posti di lavoro e un ritorno di circa 2 miliardi sul territorio scelto, quello di Frascati in provincia di Roma. Soltanto terzultima la candidatura del Veneto, che paga in termini di punteggio l'insufficienza delle certificazioni ambientali in una zona dai noti problemi. Meglio di Marghera anche Puglia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte e Campania. Di laboratori di questo genere ne riusciamo a fare uno in Italia e quindi c'è una regione che si aggiudica in questa competizione ideale la localizzazione di questo laboratorio e ce ne sono altre che purtroppo non riescono. Un'importante opportunità è svanita, commenta amareggiato il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. L'impressione è che Venezia e il Veneto abbiano guardato questa scadenza in ritardo e senza attrezzarsi adeguatamente. Questa indubbia e grave sconfitta, auspica, non deve farci demordere dal ricercare nuove opportunità, soprattutto nell'industria innovativa. Malore nella notte per l'ex dirigente del bingo di Mestre, incatenato e all'addiaccio da giorni dopo essere stato licenziato. Ma nonostante la forte debilitazione, il 47enne non interrompe la sua protesta e persevera con lo sciopero della fame con il suo aplomb in giacca e cravatta. Si è sentito male nella notte Vincenzo Famà, l'ex dirigente del bingo di Piazza Barche a Mestre, costretto ad incatenarsi in sciopero della fame come opposizione al licenziamento subito in tronco proprio sotto le feste pasquali. Stamattina è venuta mia moglie per assicurarsi del mio stato di salute e l'ho tranquillizzata. Il 47enne rivuole il suo posto di lavoro, unica fonte di reddito per sé, la moglie e 2 figli di 12 e 10 anni, dice, fortemente debilitato perché volutamente per protesta non mangia da giorni, non intende interrompere la sua battaglia. Sto portando avanti questo discorso ormai da sabato perché la mia astensione dal cibo parte da sabato e per coerenza continuo a digiunare, continuo a vivere qui da barbone, continuo a restare qui. Da parte nostra si è cercato un incontro-confronto con la dirigenza del bingo per capire le motivazioni del licenziamento, ma anche oggi ci siamo scontrati contro un muro di gomma che ci ha risposto ripetutamente di attendere. Cosa vi hanno detto? Che parlano con noi? Tutto questo mentre l'ex dirigente riceve la telefonata del figlio piccolo venuto a sapere che ora il papà è senza lavoro. Era un po' commosso, però ha capito che è una causa giusta, per cui mi ha consigliato di andare avanti, di tenere duro e sa che suo papà se fa un gesto così estremo è anche per lui, per loro e sicuramente è giusto, per cui ha un po' mitizzato questo gesto eroico di mio padre, anche perché del papà. Restiamo nel veneziano per parlare di sfratti con il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, che chiede l'intervento del questore di Venezia. Sentiamo perché nel servizio. Dopo il fallito secondo tentativo di sfrattare dalle case popolari alla famiglia di origine marocchina, forte dell'ok per procedere con lo sfratto ricevuto dall'Avvocatura Civica della città metropolitana e della Commissione per l'assegnazione degli alloggi popolari, il sindaco di Marcon ci riprova. Chiede l'alloggio venga liberato perché sussisterebbe il reato di occupazione abusiva e per questo domanda l'intervento del questore di Venezia, Vito Gagliardi.
Auspichiamo insomma in una presa d'atto, in una presa di posizione forte da parte del questore che ci aiuti. Nell'appartamento popolare di Via Anna Franca, al momento del tentativo di sfratto, con il padre e la madre marocchini e anche i figli di 27 e 17 anni, insieme ai ragazzi del centro sociale. Successivamente a una ripetuta volontà da parte dell'amministrazione di trovare anche il lavoro ai componenti di questa famiglia, la famiglia ha più volte rifiutato per svariati motivi le proposte di lavoro offerte, siamo arrivati a inadempienze e a debiti risalenti agli ultimi 5 anni per 4.200 euro. Nel tam-tam senza fili della Voce del Paese, l'inadempienza della citata famiglia ha creato nel frattempo un effetto domino, con il risultato che l'ufficio servizi sociali è stato letteralmente preso d'assalto dal 60% delle famiglie morose, come ci mostra il primo cittadino. Abbiamo avuto notevoli richieste da parte di residenti in edilizia popolare di effettuare un piano di rientro. Intanto, aggiornata la graduatoria degli alloggi popolari, gli appartamenti liberi a Marcon si contano su una mano. Sono 4 che sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune. È stato calcolato il peso del salvataggio delle popolari venete sul debito pubblico e sul deficit dello Stato italiano. L'impatto del salvataggio di BPV e Veneto Banca pesa sia sul deficit sia sul debito italiano. Secondo Eurostat, il peso delle operazioni sulle popolari venete vale 4,7 miliardi di euro sul deficit, pari all'intervento a favore di Intesa San Paolo, e 11,2 miliardi sul debito, incluse le garanzie, per un costo, secondo Codacons, di 662 euro a famiglia. Insomma, i conti pubblici italiani non restano indenni al salvataggio delle banche venete, con il rapporto debito-prodotto interno lordo che potrebbe salire fino al 2,2%, e i conti potrebbero ulteriormente risentirne se, come previsto da Lega e Movimento 5 Stelle, si rimborsassero anche gli azionisti di BPV e Veneto Banca. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Conto alla rovescia per il Consiglio Comunale di Padova, convocato per lunedì prossimo. Finalmente si discuterà anche del nuovo ospedale. Prendono posizione intanto società civile, categorie economiche. L'ANCE dice basta tentennamenti, passiamo sopra gli ultimi scogli e iniziamo. 4 mesi di attesa, ma finalmente l'ospedale arriva in Consiglio Comunale. Tutti d'accordo, scrivono in una nota congiunta il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni, parole che attendono la conta dei voti nel parlamentino del Comune, soprattutto da parte di chi, come i componenti di coalizione civica, del nuovo ospedale sul vecchio avevano fatto una bandiera. Chi aspetta sono i cittadini, chi aspetta sono le categorie economiche abituate alla logica del fare. Al di là di tutte le polemiche, cambiamenti di rotta e quant'altro abbiamo vissuto in questi ultimi 9 anni, purtroppo, non dobbiamo dimenticare che è una grande occasione. Il territorio, la città ha bisogno di servizi migliori, adeguati ai tempi e alle tecnologie che possiamo mettere a disposizione, e non è con questa situazione di stallo, di ripensamento, di osteggiamento che andiamo a dare il risultato finale, che è il servizio dei cittadini. Un ospedale al servizio dei cittadini e dell'eccellenza della sanità padovana e veneta che diventi un simbolo riconoscibile della capacità di fare e di progettare. C'è una fase di preparazione, di progettazione, ma poi ci deve essere quella attuativa, se no diversamente non andiamo da nessuna parte. Faccio un esempio, io ho letto un libro di un collaudatore storico della Ferrari, ok? Il quale diceva che lo sviluppo di un'auto non ha limite. La vera qualità di un collaudatore è capire quando è il momento di metterla in produzione, quando è ora che basta, che non è inutile continuare a. Di conseguenza, da questo punto di vista, direi che in questo momento è ora di metterla in produzione sicuramente. I tempi sono maturi per dare un segnale chiaro e forte alla cittadinanza che aspetta questo fabbricato, questo complesso ormai da tempo. E direi che è proprio ora. Adesso sì, allora bisogna avere un po' il coraggio di passare sopra gli ultimi scogli e andare oltre.
E adesso le immagini del restauro delle ex carceri di Piazza Duomo a Treviso, promosso da Fondazione Benetton e da oggi trasformata in una galleria d'arte. Una mappa globale, una mappa delle culture umane formata da tessere di 10 cm per 12 che ha trovato casa nelle antiche carceri asburgiche accanto all'ex tribunale di Treviso, restaurate dall'architetto Tobia Scarpa per conto di Fondazione Benetton. Le sbarre, i calistelli, le celle, luoghi di chiusura, di sofferenza che diventano laboratorio di conoscenza e accolgono i colori e le ispirazioni di Imago Mundi. Progetto fortemente voluto da Luciano Benetton, 25.000 artisti provenienti da 150 paesi e fino al 20 maggio anche le opere di Sahara, quel che è scritto rimarrà. Esposizione di apertura delle gallerie dedicata al popolo nomade dei Tuareg. L'inizio è stato quello di metterlo in sicurezza, no? Perché era inutilizzabile, abbandonato da più di 60 anni, era decadente, avrebbero fatto la fine dei vecchi carceri che si vedono o a Venezia, anche che diventano non utilizzati. Non facile interpretare questo restauro. Trovare il filo di Arianna, è quello, cioè cosa dobbiamo fare, come dobbiamo farlo. Abbiamo fatto questo esperimento, da questo persone di qualità stanno elaborando ciò che è il significato che emerge, trovare per il futuro di rendere questo posto un posto vivo, utile, necessario, soprattutto necessario. L'ex chiesa di San Dioniso dedicata alla musica, ora le prigioni asburgiche riservate all'arte in un percorso di crescita culturale della città che Benetton non teme si interrompa con un eventuale cambio di amministrazione. Noi siamo abituati in Italia ad avere vari governi e siamo sempre sopravvissuti, non abbiamo mai fatto storie, no, cioè è indipendente. Noi diamo il nostro apporto come cittadini di rilievo, se vogliamo, no? Con possibilità di fare queste cose. Io mi auguro che questo sforzo non sia fine a se stesso. Due appuntamenti con la programmazione di Antenna 3, alle 20:10 e ospiti in studio il sindaco di Rovigo Massimo Bergamini e il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto, e poi alle 21:15 torna la Zanzega, si parlerà di Tare del Tiepolo, di romanzi storici, di Seta e Filande. Con l'edizione del Veneto è tutto, vi lascio al meteo, grazie per l'attenzione e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Il tempo risulterà ancora piuttosto instabile, tuttavia migliorerà decisamente col passare delle ore. Vediamo il dettaglio di giovedì 5 aprile. Sul Veneto piogge e temporali diffusi, specie al mattino. Fenomeni via via più sparsi nel pomeriggio, ma in cessazione entro la serata. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 17 gradi circa. Spostiamoci sul Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni diffuse su tutta la nostra regione, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità, ma anche in questo caso migliorerà in serata. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui sarà instabile con qualche piovasco alternato a schiarite soleggiate nella prima parte della giornata, poi migliorerà decisamente con ampio soleggiamento ovunque. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 15 e 20 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.